Bruxelles boccia, Roma tranquillizza. Per Banca Popolare di Vicenza rimane la corsa contro il tempo per salvare l'istituto di credito. Mentre il presidente della Popolare Gianni Mion, prima di entrare nella sede milanese della banca per il consiglio di amministrazione, lancia un chiaro messaggio: siamo nelle mani del governo, a Vicenza invece i sindacati si sedevano al tavolo per trattare dei cosiddetti tagli. 36 milioni che la banca intende, vuole, deve recuperare per riuscire ad avere il placet delle istituzioni europee per il piano di ristrutturazione. Il CDA a Milano fa il punto della situazione dopo il diktat di Bruxelles, che ha chiesto l'iniezione di capitali privati per consentire il salvataggio della banca attraverso una ricapitalizzazione, una chimera per associazioni e comitati. Non si troverà mai un privato che butti 1 miliardo, o dei privati che buttino 1 miliardo all'interno di una banca che ancora oggi ha una vicenda che urla verità al mondo. Ma se i privati potrebbero non starci, nulla vieta che Questo SGR, che gestisce il Fondo Atlante, azionista al 99,3%, non possa essere interessato ad entrare nella ricapitalizzazione, ed ecco che il CDA dà mandato alla Di Viola di verificare una tale possibilità. CDA che incassa anche le ulteriori rassicurazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A Vicenza intanto ai sindacati arriva sul tavolo il documento con i dati, tutto da studiare su chi, cosa e come mettere in atto il piano della solidarietà, che a doversi sacrificare ancora una volta per il bene della banca siano i lavoratori è chiaro. Sul tavolo 61.000 giornate di solidarietà su base volontaria, ma chi e in che termini dovrà e potrà usufruirne? I sindacati hanno preso tempo per studiare il documento ed hanno chiesto per l'ennesima volta il piano industriale.